Un confronto su politiche economiche e strumenti regionali, semplificazione amministrativa, ricambio generazionale e scenario geopolitico. Se ne è parlato nell'incontro tra l'assessore regionale Massimo Bitonci e i rappresentanti di Confimindustria. Le imprese venete in questo momento hanno bisogno di fondo, di un aiuto a poter lavorare in termini di semplificazione, in termini di assistenza e collaborazione da parte delle istituzioni nel creare un contesto il più vivibile, il più operabile possibile, e poi hanno bisogno di una forma di incentivo che non sia il solito aiutino che molto spesso riceviamo, perché quello lascia il tempo che trova, ma che sia un contesto strutturale che cambia un piano di sviluppo economico regionale che possa davvero diventare qualcosa di funzionale, anche se non nell'immediato, nel breve e medio termine. Tra le priorità segnalate dalle imprese, il nuovo aumento dei costi energetici legati all'instabilità in Medio Oriente, con ricadute attese non solo sulle aziende, ma anche sulle famiglie. Cosa può fare il governo? Il governo ha lavorato in questi anni per diversificare le fonti di approvvigionamento, quindi sapete benissimo, chi ci ascolta lo sa, eravamo molto dipendenti dalla Russia, adesso invece ci sono una serie di paesi che forniscono gas e energia, anche sul tema dei rigassificatori, che direi anche questo è estremamente importante. E poi l'Italia, ma moltissimo il Veneto, devo dire, perché proprio pochi minuti fa mi hanno portato anche i dati recentissimi sul tema delle rinnovabili e del fotovoltaico. Il Veneto è molto avanti rispetto a altre regioni. L'obiettivo è prevenire ulteriori contraccolpi e sostenere la competitività del comparto manifatturiero nei prossimi mesi. L'innovazione in questo momento è tutto per le imprese e quindi il sostegno, gli incentivi sul versante dell'innovazione industriale per noi sono fondanti, e proprio per questo Confimindustria ha realizzato uno sportello, lo Sportello Italia, che assiste proprio le imprese su questo versante. Ovviamente stiamo pensando di coordinare un'attività presso le zone industriali con la Regione e con il Ministero dello Sviluppo Economico, delle imprese del Made in Italy, perché noi riteniamo che avvicinare le opportunità alle aziende sia fondamentale in questa fase.